Adesso, cioè, tutti diventano improvvisamente, dimenticano il passato, però in primis vorrei ricordare che noi abbiamo un risultato delle politiche che è il risultato delle politiche, però se questo ragionamento valesse, noi avremmo fatto valere fino a ieri il risultato delle regionali del 2020, cosa che invece non è stata, nel senso che ci si sedeva al tavolo e si ragionava, quindi non è il risultato, ogni risultato elettorale va tenuto in considerazione, ma non è l'ultimo risultato elettorale, non è la Bibbia con il quale si scrive il nuovo accordo. Le elezioni non sono la Bibbia, ma sono una cartina tornasole, quindi è evidente che se ci ricordiamo la Lega, adesso magari Gianangelo può dire, quando prese la regione penso avesse il 7%, non vorrei dire una cifra sbagliata, ma non tanto di più, quando poi Zaia fu candidato presidente. Siamo la regione d'Italia che però ha preso più di tutte per Fratelli d'Italia, quindi oggi noi siamo la regione che fa benchmarking per tutte le altre regioni. Con i tempi belli e i tempi brutti, ma il Veneto è sempre stato comunque riferimento per la Lega, e soprattutto la provincia di Treviso e il Veneto è stato di riferimento per la Lega, perché i consensi maggiori ci sono sempre stati in Veneto. Sì, ha ragione, poi è la politica, come dice lui, cicli. Ci sono questi sindaci, questi militanti che stanno passando verso Fratelli d'Italia? Ma io non li vedo sinceramente. Io sono sempre stato iscritto alla Lega quando la Lega era al 3-4%, quando la Lega ha avuto i successi delle europee, cioè non è il risultato di una elezione o il momento all'interno di un partito che determina di un'appartenenza. Vedo circolare nomi che hanno poca attinenza con la realtà. Dopodiché io ricordo anche a tutti che la politica è un esercizio ciclico. Quindi chi cerca l'onda più alta di tornata elettorale in tornata elettorale si trova sempre sotto l'onda, mai sopra a cavallo. Quindi per stare a cavallo dell'onda devi rimanere sempre sulla tua tavola. Se salti di tavola in tavola rischi di finire sotto l'onda. È innegabile che ci siano in questo momento molte simpatie nei confronti di Fratelli d'Italia, però Fratelli d'Italia primo non è un taxi sul quale si sale per ottenere qualcosa che non si è ottenuto prima o per pensare di arrivarci più facilmente. Non è che si entra pensando che entro oggi perché forse con Fratelli d'Italia ottengo una posizione personale che mi porterà più velocemente a diventare qualcosa.